Roberta Sgreva, consulente finanziaria e relatrice di Fate le Brave. Di che cosa vi siete resi conto dopo 8 mesi di percorso e 8 incontri di educazione finanziaria? Ci siamo resi conto che c'è grandissimo interesse sul tema, che abbiamo toccato una corda veramente nevralgica, perché abbiamo parlato di un tema scomodo probabilmente. Le donne non si rendono conto che magari lavorano tanto, si creano una professione, pensano di essere in equilibrio finanziariamente, ma non sono veramente autonome perché non si occupano delle proprie risorse finanziarie, quindi non sono veramente autonome. E la differenza è sottile, a volte ci si confonde tra la realizzazione professionale e l'autonomia finanziaria, sono due cose diverse. Una cosa importante, un concetto veloce, la previdenza. Lei ha fatto una bellissima relazione sulla previdenza, bisogna cominciare fin da piccoli? Assolutamente sì, perché per colmare un gap che sarà sempre più profondo, bisogna iniziare da giovani, perché bisogna mettere via, come dire, tante sostanze e da soli non ce la si fa, bisogna usare la leva del tempo. Piccolo risparmio iniziando fin da giovani. Io consiglio addirittura ai neogenitori di accendere un fondo pensione per i neonati, che è una cosa secondo me con 50-60 anni di tempo questo neonato avrà sicuramente un futuro certo.